è una presenza molto significativa, molto significativa, e ci riempie il cuore anche di speranza, perché i cittadini possono ancora dire di avere la possibilità di far valere la giustizia, perché questo è un concetto di giustizia. Un progetto che ci è arrivato in testa come un macigno, questo dicono i residenti di Vescovana, qui nel cuore della Bassa, uniti fianco a fianco ad altri comuni limitrofi per dire no al progetto di impianto a biometano che sorgerà qui al posto di questo essiccatoio fermo da decenni. In 350 hanno percorso via Bassa, storie diverse, stesse intenzioni, fermare quello che tutti chiamano ecomostro. Per l'aria, per quello che può essere poi l'aspetto di deturpazione del territorio. Non vogliamo respirare un tipo di aria perlomeno diversa da quella che abbiamo, ecco, insomma, noi abbiamo già i polli qua, che all'estate abbiamo impianti di suini che portano sui terreni, ecco, tutti gli scarti. Finanziato al 40% con i soldi del PNRR, un progetto che ha bypassato la valutazione di impatto ambientale, oggi non più richiesta. Un impianto da 6 megawatt nato per produrre almeno 1500 metri cubi di biogas da liquami. Stiamo parlando di centinaia di ettari di produzione agricola che dovrebbero essere votati a dar da mangiare a un biodigestore invece che dar da mangiare alle persone. Produrrà un consumo di suolo di circa 10 ettari, ingenti emissioni di CO2 e di altri gas climalteranti. Prima del corteo il concerto dei bambini della scuola Suzuki di Vescovana, una protesta pacifica benedetta anche dal parroco di Vescovana presente tra i cittadini. Il corteo seguito da decine di imprenditori agricoli con i loro trattori. Oggi sono anche gli agricoltori, non ci sono solo qualcuno che manifesta, ma c'è veramente di tutto, le istituzioni, le associazioni di categoria, i cittadini. È un bel modo per dire che amiamo questa terra e la vogliamo preservare bella e sana. Noi non ci fermeremo assolutamente fino ad ottenere il risultato. Ci sono molti dubbi, la testimonianza diretta dei cittadini che qui vivono e che ritengono che questo non sia uno sviluppo adatto al loro territorio mi pare la prima conseguenza diretta di un approfondimento molto severo che serve, che vada fatto soprattutto dagli enti che lo devono fare a partire dalla Regione.